Cari telespettatori, siamo con Maurizio Antonini, direttore CIA Padova. Direttore, prima cosa, sovrapproduzione del latte, crisi degli allevamenti, se ne è parlato tanto. Cosa sta succedendo? È una situazione difficoltosa per i nostri allevatori, 2.900 più di 500 a Padova, allevatori di vacche da latte. E sono tanti. Che sono tantissimi e che oggi hanno una difficoltà economica importante, c'è una riduzione del valore del prezzo del latte. Ricordiamo ai nostri telespettatori che per fare un litro di latte costa 50 centesimi. Nel momento in cui la produzione supera abbondantemente quali sono le richieste, va di sotto il valore di questa quantità e quindi su questo poi l'azienda va in difficoltà. Viene compromessa anche la qualità del prodotto oppure resta sempre di buona qualità? No, guardi, noi siamo grossi esperti di grande qualità, il 60% del nostro latte che viene prodotto viene trasformato in formaggi di grande qualità, Grana Padano, Montasio, Asiago ed altri, e quindi la qualità è importantissima. Le nostre aziende agricole subiscono più di 35 controlli all'anno per la verificità della qualità del prodotto e la salubrità di quel prodotto, quindi qualità molto elevate, però i costi sono importantissimi e quindi anche per noi il prezzo del latte è determinante. Oggi viviamo su una situazione di difficoltà. Cosa farete? E quindi su questo noi abbiamo già proposto al Ministero, e quindi questo su una politica nazionale, grande azione di promozione dei prodotti lattiero-caseari ovviamente italiani, veneti e padovani, ma soprattutto dobbiamo intervenire nel momento di crisi anche con un fondo che va nella specificità e quindi un fondo di crisi per il settore, quindi dare la possibilità alle nostre aziende di avere una finanziabilità economica per superare questa situazione di difficoltà. Tra pochissimo andremo alle assemblee elettive a livello territoriale, padovano, regionale, nazionale e non solo. I punti strategici rapidamente quali saranno? Beh, guardi, noi l'assemblea è un aspetto determinante per l'organizzazione agricola e per tutte le organizzazioni agricole. Oggi dobbiamo mettere al centro l'agricoltura. Noi su questo porremo con attenzione le problematiche che abbiamo nei nostri territori, il problema ambientale, il problema idrico, la fauna selvatica, la sburocratizzazione sono alcuni temi importanti che andremo a trattare nelle nostre assemblee, oltre ovviamente alla redditività delle nostre aziende. Mercosur un problema o un'opportunità? Mercosur oggi è un problema, deve essere un'opportunità, perché oggi dobbiamo mettere insieme Mercosur e quindi quei contratti che diano le regole certe per quanto riguarda i prodotti che vengono importati. Stesse regole che noi utilizziamo per quanto riguarda le nostre produzioni, quindi dobbiamo intervenire assolutamente su questo. Anche sui controlli? I controlli è l'altro aspetto, CIA Agricoltori Italiani ha posto con determinazione e fermezza i controlli, ma vede, i controlli sono importantissimi, però le regole a questi controlli devono essere altrettanto importanti. Direttore, grazie mille, buon lavoro, grazie a voi telespettatori di averci seguito, appuntamento prestissimo.